anche sapere da lei come fanno le persone che gestiscono la cosa pubblica a livello regionale a giustificare se stessi o giustificare scontrini. Infatti, ma non devono giustificarli. Ma su questo intervengo immediatamente, se vuole. Prego. Allora, innanzitutto c'è un problema di legge regionale. Voi che liscio e busso gli avete fatto a quelli dell'Italia dei Valori? Noi che ci siamo, sicuramente, perché bisogna aspettare che sia tutto sicuro, non si sono comportati secondo la vostra linea e secondo una linea che dovrebbe essere la più normale. Ci siamo costituiti parte civile in tutti i processi perché l'Italia dei Valori è danneggiata da questo comportamento. Però vorrei chiarire anche una cosa. Noi siamo gli unici ad averlo fatto perché nessun partito lo ha fatto. La cosa incredibile della legge regionale, ecco per questo va riformata, al di là delle spese pazze che certamente vanno deprecate e non devono accadere, ci vogliono meno soldi, più controlli e bisogna utilizzare i fondi pubblici per leggi chiare, perché queste cose accadono perché la legge non è chiara e quindi ognuno abusa come crede, mettiamola così. Anche se basterebbe, me lo faccia dire Messiani, sì. Una ticchia di buonsenso. Ci vuole onestà, non buonsenso. Ma ci vuole onestà, non buonsenso. Ci vuole onestà, perché non è nemmeno un problema di buonsenso. No, nel senso che magari sei garantito dalla legge, tu dici la legge mi dice che posso farlo. Però noi abbiamo un problema, come Italia dei Valori lo pongo all'attenzione, ed è questa. Noi siamo chiamati a rispondere nel senso mediatico del termine, di consiglieri regionali che hanno lasciato l'Italia dei Valori da tempo. E però c'è una legge, ci sono tutte le leggi delle regioni che non prevedono la possibilità della espulsione dai gruppi regionali. Esempio concreto. Se c'è un consigliere regionale nella regione Piemonte che non fa più parte dell'Italia dei Valori, non è più iscritto, però è stato eletto col gruppo regionale dell'Italia dei Valori, io ho scritto al Presidente del Consiglio regionale dicendo non ci rappresenta politicamente, ma non posso impedirgli di utilizzare il simbolo dell'Italia dei Valori perché è eletto alla regione con quel simbolo. Qui ci si ritrova anche in queste situazioni. Allora le regole vanno sistemate, ma soprattutto c'è bisogno di gente onesta nelle istituzioni. Noi speriamo che tutti risolvano. Noi comunque invitiamo tutti i partiti a farlo nel momento in cui succedono cose di questo genere. Costituitevi parte civile. Noi dell'Italia dei Valori ci sentiamo danneggiati da questi comportamenti perché lo diceva prima lei. Si infanga con queste vergogne personali, si infanga l'attività di un partito dei tanti... anche a volte un singolo errore rovina una persona che magari si è comportata in tutt'altra maniera. Benissimo, però c'è un problema. Io penso ai nostri iscritti, ai nostri militanti che sono venuti fino a domenica ai banchetti per raccogliere le firme contro il gioco d'azzardo. Quelle stesse persone che hanno firmato i referendum per l'acqua pubblica, ma è chiarissimo, Messina, è fondamentale. Ecco perché dico, noi ci siamo costituiti perché siamo parte lesa, danneggiati dal comportamento di chi non merita di rappresentare nelle istituzioni il nostro partito.